Va ora in onda Lega e dintorni. Vita delle sezioni, impegno dei cittadini sul territorio. Con Stefania Paccagnella e Marco Grimoldi. Buon pomeriggio a tutti i nostri radioascoltatori da Marco Grimoldi e Stefania Paccagnella. Aspetta un attimo Stefania che prima saluto la Natalia perché dopo sai com'è, mi dimentico. È molto felice oggi. Sì. È felice, la vedo lì sorridente e nient'altro. Beh, è un'ottima cosa. È un'ottima cosa. Beh, perfetto, così almeno non ci bastona quest'oggi, dai. Al massimo bastona Ma te. sì, sono sempre io, dai. Allora, che cosa facciamo? Diamo i nostri soliti numeri di telefono per entrare in contatto con noi ed è il seguente 0292947222. Per quanto riguarda il WhatsApp, il numero è il seguente 340 670 9659. Promosso? Promosso, almeno per i numeri sono stato promosso. Sì. Niente, dove siamo oggi? A Ti lascio a te. Tradate. A Tradate? Sì. Bella città. Sì. Bella città, sì. Bella città. E chi abbiamo? Non lo so. Presento? Li presenti tu come sempre. Io. Allora, Fabio Marchiori, giusto? Che è il segretario della sezione di Tradate, e qui mi dicono che sia uno storico, e lo storico della sezione che è Mario Clerici, e quindi niente. Grazie. Allora, io vorrei dire due cosine prima di lasciare ancora a te la palla per poter intervistare i nostri due grandissimi ospiti. Voglio dire dov'è Tradate, per quelli che non sanno dov'è Tradate. Diciamo che Tradate è a un 15 km da Varese e 40-50 da Milano. Abitanti siamo intorno ai 25.000 se non sbaglio, poi chiederò conferma, un po' di meno, mi hanno detto scendi, allora ho sbagliato a leggere, non lo so. Tradate che cos'è? È bella perché è famosa per il Parco Pineta di Appiano Gentile e Tradate. È un parco che si estende su una vasta area di circa 48 chilometri quadrati tra la provincia di Varese e Como e tocca circa 15 comuni. Cosa posso dire di Tradate? Tradate è una città che ha subito l'influenza romana, perché quella zona lì, a parte i Celti e i Romani, ci sono sempre stati loro, né più né meno. C'è una strada che collega, che si chiama Via Mediolanum Bilitio, che metteva in comunicazione Milano, Lugano e Varese. Da Tradate sono passati i Romani, sono passati i Barbari, sono passati il Ducato di Milano, è passato il dominio astrosburgico fino ai giorni oggi. Che cosa è molto importante in quella città? Durante il 1905 si creò la prima fabbrica del paese per quanto riguarda le motociclette, la Frera. C'è anche il museo, mi sembra, della Frera lì. Nel 1914, data molto importante perché parte la prima guerra mondiale, e invece lì a Tradate aprirono il locale ospedale Galmarini, divenuto poi nel 1926 ospedale di Circolo. Nel 1927 la città passò dalla provincia di Como a quella di Varese, e poi c'è una data un po' storica che a molti non piace molto perché in tutti i paesi c'è due campane, perché lì Tradate è formata da Tradate e da Piate Guazzone. Purtroppo Vittorio Emanuele nel 1928 confermò l'unificazione dei due comuni e quindi c'è molta rivalità in queste, è come Rescalda e Rescaldina, tra virgolette. Architettura civile. Oggi. Beh, dai. Una volta.
Ma io sento molto questo, dopo ne parliamo. Mario ti sta rubando il lavoro di storico. No, ma è storico della Lega, non di... Vabbè. Vabbè. Allora, diciamo che come architettura civile c'è il Palazzo Pusterla, Melzi, il Palazzo Sovranzi Stoppa, e poi per quanto riguarda l'architettura religiosa c'è il santuario un santuario dedicato alla Madonna, che è il Santuario della Madonna delle Vigne. È una bella chiesetta, un bel santuario. Posso dire, ci sono anche le vigne lì, tante volte le vigne sono abbattute dai cinghiali, che è un problema che è in quel paese lì, come tutti i parchi finora. Poi c'è la chiesa di Santa Maria in Castello, c'è la chiesa dei Santi Nazzaro e Celso, e poi ho dimenticato qualche altra chiesa. Lascio a te, guarda. Buon pomeriggio e grazie per la presentazione di quella che è Tradate. Mancano le due chiese principali, che Se le ho sono, lasciate a te. che sono la chiesa di Santo Stefano, che è la chiesa principale della città. Santo Stefano è il patrono di Tradate, e la chiesa di San Pietro e Paolo, che invece è quella di Abbiate, che, curiosità da abbiatese, il campanile è qualche centimetro più alto. Oh, vedi, mi dicono non c'è campanilismo, invece insomma anche Santo Stefano è stato il primo martire cristiano. Sì. A cui è dedicata la chiesa principale, porta dal nome a tutta la comunità parrocchiale della nostra zona. A te Stefania, ti lascio a te la palla, guarda. Beh, con chi partiamo? Col segretario? Ma io partirei col segretario. Col segretario. Partiamo col segretario. Salutiamo, dai, e comincia a fare le battute, perché abbiamo fatto il viaggio assieme, io e Clerici e Fabio. È stato Siamo un viaggio caricati. da ridere, cioè battute contro battute. Ci ha Cosa raccontato ci anche la barzelletta. poi. Conti della tua sezione, in quanti siete, se c'è partecipazione anche delle persone che insomma vivono Tradate, se fate gazebo, se la gente si avvicina o ha paura e scappa. Raccontaci un po' della tua sezione. Allora, in sezione siamo una trentina di militanti e siamo attivi sul territorio in vari modi e a vario titolo. Facciamo gazebo, cerchiamo di esserci tutte le volte che viene fatta un'iniziativa, ci presentiamo con la squadra delle occasioni importanti, nel senso che cerchiamo di essere anche un buon numero. A Tradate la Lega esprime il sindaco, quindi abbiamo il sindaco Giuseppe Bascialla che partecipa ai gazebo e partecipa attivamente alla vita della nostra città. Come attività abbiamo un forte legame come sezione con quello che è il tessuto associativo. In diversi ruoli e in diverse associazioni abbiamo diversi militanti che sono attivi nel campo associativo del territorio e vivono e rendono vivo a modo loro quello che è il territorio di Tradate, e questa è una tematica che più e più volte passa in sezione, e ne abbiamo avuto diverse occasioni di discuterne, e probabilmente è quello in cui vediamo la grossa forza della Lega all'interno del nostro territorio, ovvero la capacità di non essere un partito che fa il partito e basta, ma essere un partito che si lega con il territorio, con le associazioni, con in qualche caso anche il mondo del volontariato, per poi dopo riportare le tematiche che nascono da questi mondi verso l'amministrazione, di cui abbiamo il sindaco, abbiamo i nostri consiglieri comunali. Siamo ovviamente in maggioranza avendo il sindaco, e quindi abbiamo la possibilità di prendere delle informazioni, prendere dei contenuti e dei temi e portarle. All'interno della nostra sezione abbiamo la fortuna di avere Stefano Candiani, che dovrebbe raggiungerci telefonicamente almeno per un saluto, che aggiunge uno step successivo, ovvero queste tematiche le porta sul piano nazionale. In più di un'occasione delle tematiche nate dal territorio le abbiamo portate alla sua attenzione, che poi dopo le ha sapute trasformare o le ha sapute portare come istanze del territorio, ma non solo di Tradate, anche di tutto diciamo il tradatese, quindi di tutto il territorio
circostante, le ha sapute portare su un piano più alto per dare la risonanza, che necessitavano e che meritavano. E questa è, secondo me, una delle grosse forze che la Lega ha sul territorio e che portiamo avanti. E io come segretario, ma in generale come tutta la sezione, cerchiamo di mettere piedi a terra. Guarda, mi hai anticipato la domanda perché è interessante sapere che le associazioni comunque fanno, insomma, affidamento su di voi, come voi aiutate le associazioni. È una cosa importante per creare anche uno scambio, mhmm, tra la gente del paese, il bisogno, delle persone, come si parlava prima anche con Mario, di, coinvolgere i cittadini all'interno di una situazione, secondo me, che ultimamente, forse ancora di più col lockdown, s'è creata una specie di chiusura e quindi che la Lega sia presente all'interno delle associazioni. Ho visto anche, sui vostri siti Facebook, eccetera, anche diverse iniziative come pulire il parco, stare molto attenti alla situazione del parco, Pineta, a livello della sicurezza, della pulizia, come si può dire, le iniziative che fate per render vivo anche il parco, probabilmente anche attraverso le associazioni e gli artisti locali, è una cosa molto, molto bella. E poi un'altra cosa che mi son dimenticato di dire: dentro nel parco c'è anche un osservatorio dove i bambini, le classi, le scuole portano lì e fanno la gita, intanto osservano. E credo che anche in certe sere è aperto, per vedere quando succede qualche evento particolare, lì è aperto. È un bel parco, io lo consiglio andare a vedere, bellissimo, come passa anche, cos'è che passa, il Bozzente lì? Sì, anche famosi 3 torrenti, c'è tutta una storia rispetto al territorio che sta a valle, del parco, diciamo del Pianalto, che sta tra la provincia di Como e la provincia di Varese. Storicamente questo territorio andava a generare in caso di forti piogge, andava a generare delle inondazioni anche a Rescaldina, per esempio, Sì, storicamente, sì, no, proprio perché perché sei di lì, sì, ma addirittura fino a Rho. Ce ne sono di particolarmente disastrose con, decine, addirittura centinaia di morti. sì, mio nonno parlava che c'è stata un'inondazione, stiamo parlando dei primi del '900, Sì, 920, qualcosa che aveva trascinato via i carri esatto. dentro E al questi Bozzente, erano che sì, se tu lo vedi è piccolissimo, cioè e non è che questa sia. e quella che tu racconti è, tra virgolette, diciamo così, "l'evento minimo" che è rimasto, perché cosa succede? Che sotto il governo austriaco tutto il territorio, viene sostanzialmente, anzitutto vengono divisi i torrenti, prima c'era solo il Bozzente, vengono divisi i torrenti e quindi dato modo alle acque di, sparpagliarsi sul territorio in maniera più ampia. E quindi diminuire la quantità d'acqua che va che va a colpire un singolo, cioè quello che è il flusso del torrente. E inizia una politica di ripiantumazione dei boschi Sì, sostanzialmente, perché voi sapete che, più l'acqua corre, cioè meno c'è, diciamo così, copertura, meno ci sono radici, meno ci sono modo di trattenere l'acqua sul territorio, più l'acqua acquisisce velocità, per cui più l'acqua si raduna e più l'acqua cresce in quantità. Quindi questa è un po' la storia del nostro territorio. Se vuoi ti do un'altra lettura di Tradate e del suo territorio. Cioè Tradate è interessante e significativa perché sta all'interno di un'area vasta che più o meno supera i 100.000 abitanti. E su Tradate, sono stati creati nel tempo i riferimenti sanitari, come hai detto tu con l'ospedale, l'ospedale, scolastici, sì, nel senso che ci sono quasi tutti gli ordini scolastici, gli sì, ci ordini sono medie, le scuole elementare e medie, superiore. elementari e quasi tutte le superiori. Superiore. E poi il treno.
mai Sì. dimenticarsi che da Tradate passa la linea ferroviaria che da Milano porta a Varese. Questo ha fatto sì che tutti i comuni del circondario in qualche modo vedessero in Tradate un riferimento. E se vuoi entrare nel merito della storia patria della Lega, sicuramente anche questo l'abbiamo vissuto, sottoscritto un po' in prima persona, nel senso che ho avuto l'onore, perché non è un onere, l'onore di entrare nella Lega nell'88, quindi Parecchi sostanzialmente anni son passati dai, tempi ne d'o i viste di tempi d'oro cotte e del crude reale. e E se vuoi, Candiani è il riferimento di un percorso che in tanti nella sezione abbiamo fatto, anche all'interno del movimento, come riferimenti del territorio. Comunque abbiamo espresso più di un parlamentare, il presidente della provincia, sì, consiglieri provinciali, ehm, comunque come dire, incarichi importanti anche ai vertici regionali del partito, quindi insomma abbiamo vissuto pienamente un po' com'è il nostro territorio, vivere pienamente la storia del nostro territorio, perché poi far politica vuol dire occuparsi del sociale, vuol dire occuparsi delle persone, vuol dire occuparsi anche, se vuoi, della storia, dell'attualità del momento. Quindi questo è un po' una cosa molto bella, cioè se io ripenso alla mia esperienza mi vengono in mente decine, centinaia di momenti in cui in qualche modo, mi piace questo aneddoto quando vedi le foto, no, degli eventi, eh sì, in fondo, in un angolo, non si vede, ma c'era qualcuno di Tradate, certo, spesso e volentieri. certo. Io ho visto in questi giorni anche a Tradate stanno sistemando anche i boschi, purtroppo c'è stato quell'evento della tromba d'aria, grandine che Allora anche è qua venuto giù l'ira di Dio. allora sul tema il tema del bosco, della natura, eccetera, eccetera, è un tema, mhmm duplice, la natura e l'uomo. Sì, Il nostro territorio, la nostra terra, che poi è il riferimento vero, cioè la Lega dovrebbe forse più spesso riprendere questi temi. Il nostro riferimento è il territorio, la terra, e il bosco, la natura non può essere disgiunto dall'uomo. no, Non può essere disgiunto dal mondo dell'agricoltura da un certo punto di vista, ma anche dalla fruizione e dall'utilizzo. Quindi, il bosco in qualche modo deve essere, custodito, in qualche modo tutelato, sì, ma anche custodito, anche, tagliato, utilizzato nei modi migliori possibili. Il bosco, ma se vuoi usciamo anche dal tema, perché poi al bosco si lega per esempio tutto il tema legato alla valle, perché sì, pensare a Tradate senza immaginare l'area vasta che sta intorno e quindi la Valle dell'Olona, Valle che dell'Olona, quindi voglio dire, parliamo di siti UNESCO, parliamo di Castiglione Olona, parliamo di Torba, Castelsepio Torba, Torba, Fai, sì, parliamo di, Cairate il monastero, Cairate monastero. Fantasma di Manigonda, cioè non Sì, ci sì, ce facciamo n'è mancare sì, proprio sì, lo niente, so. voglio dire, no, C'è anche per parliamo i ciclisti la piccola la fantastica pista ciclabile che adesso con l'ultimo intervento della provincia arriva fino in Svizzera, e poi c'è il piccolo Stelvio. piccolo Stelvio meraviglioso a Castiglione Olona, Sì, quindi da un lato, quindi se vuoi c'è anche tanta natura, no, quindi la valle, il bosco, il fiume, il territorio, ma c'è la culla dell'industrializzazione, perché anche questo tema non va mai perso di vista. Il nostro territorio, la provincia di Varese, ma il territorio tradatese, mi viene in mente la provincia Coleali e Benegono Superiore, l'Aermacchi, voglio dire, no, Ermacchi, sì. fa parte della storia del paese intero, no, quindi e anche qui la storia dell'industrializzazione. Se voi andate sui libri di storia, magari scritti da inglesi o americani, scoprite che la seconda industrializzazione parte dalla Valle dell'Olona. Valle dell'Olona, c'era I la mulini cartiera, la cartiera, cartiera, i i mulini, mulini, sì, i mulini che sono le tipici. prime, manifatture che Sì, utilizzano l'acqua per far funzionare le macchine, e no, poi c'era anche quindi la coltivazione del bacco da seta, Bacco da anche Seta più quello. comasco se vuoi. No, anche la zona lì, ti dico, Non è i miei ce l'avevano tutte lì, bacco da ehm, seta. vabbè, poi dopo c'è tutto il discorso della filatura, tessitura Sì, è ovvio che il del comasco è stato comasco, eccetera, importante, eccetera. però tutti coltivavano il bacco da seta. Quindi un territorio che in qualche modo è stato protagonista della storia dell'intero paese e lo è stato anche, se vuoi, nella storia della Lega, perché alla fine Eh Bossi in sì, qualche modo anche qua, non dimentichiamo Tradate, Olona, Cairate, Cassano Magnago. sì, Quindi, Cassano cioè, Magnago è ha un fatto que territorio che in qualche modo si vuole essere stato e continua a tentare di essere protagonista della propria storia, non è che noi
Anche l'Olona, Cerchiamo io vedo di anche spiegare agli altri come si fa, però vorremmo essere noi protagonisti, come spero un po' tutto il paese, ogni realtà e ogni comunità tirar fuori l'orgoglio di essere eh beh, protagonisti della certo, propria storia, certo. senza doversela far fare da Sì. qualcun altro. Questo Ho visto anche il fiume filosofia. Olona, tanto per dire, l'altro giorno ero a Kairat a farmi un giro, ho visto dentro i pesci. Sì, la qualità allora il territorio, diciamo, lockdown in questo senso prima un po' ha favorito, perché sul tema della fauna selvatica, il territorio ha ripreso e la naturalità del territorio ha ripreso in maniera veramente molto, molto Eh importante. sì, I cinghiali che tu hai citato, okay, sono, come dire, il rovescio della medaglia, però nella realtà, di fianco c'è tutta una popolazione, tutta una fauna selvatica che si è ristabilita sul nostro sì, territorio, ha riportato quel connubio, ha riequilibrato quel rapporto tra uomo natura, uomo territorio. Anche forse ultimamente si sarebbe da ragionare, in maniera seria su, questo equilibrio, perché comunque appunto tema dei cinghiali da un lato, ma anche, l'altra fauna selvatica, quindi anche quella più importante dal punto di vista dimensionale relativo ai cervi, sì. vanno ragionati, pensati, ci sono dei temi di attualità presenti su cui sarebbe bello confrontarsi se vuoi, Sì, ecco. perché ci sono anche i cervi da quelle parti lì No, no, ma tutta la e fauna, cioè cervi, tassi, caprioli, veramente c'è un caprioli. ritorno veramente Ho importante su visto tutto il tanti territorio, fagiani anche. Sì, ecco, i Fagiani. fagiani sono il tema invece dell'equilibrio uomo-natura, perché ci sono tutta una serie di specie che, prosperano nel momento in cui i campi vengono coltivati, nel Sì. momento in cui c'è un rapporto, positivo tra quello che è il mondo agricolo e quello che è il bosco, la natura in sé e quello che è poi anche l'uomo, se vuoi. Quindi una sorta di deindustrializzazione che è bene e male, anche questo è un tema molto interessante su cui È famosa anche confrontarsi. Tradate di quei boschi perché è pieno di castagne e le gambe da pola. Son buone. No, sì, Anche sì, quello, sì, sì, ci sono, assolutamente. è No, 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 pieno, certo, ci sono cioè i funghi, ci ci sono sono le funghi, ci sono le castagne, gambe da ci le sono piotte, sì, sì, diciamo, sì, le sì, mazze di sì, tamburo, assolutamente, sì, sì, cioè sì, e sì. tante castagne, perché te vedi alla domenica quando incominciano a esserci le castagne, la via che va da Tradate e costeggia, si può dire, le scuole, arriva su a Castelnuovo Bozzente, piene di macchine, tutti dentro A a cercare raccogliere castagne. castagne. Va bene. Abbiam parlato di bosco, e abbiam parlato anche di stazione. Io volevo chiedere a Fabio: problema sicurezza, c'è, non c'è? Come la gestite nel caso in cui ci fosse questo problema? So che, come ho detto prima, il bosco è vissuto e ho notato che fate anche degli eventi molto interessanti. Mi piacciono, penso che verrò perché comunque la cosa è interessante, però volevo sapere, a parte la pulizia che ho visto che vi prodigate con probabilmente le associazioni, ma volevo sapere se avete riscontrato qualche problema sulla sicurezza del bosco. Allora, chiamare sicuramente c'è un tema, relativo alla sicurezza, più che alla sicurezza in sé, relativo al degrado delle zone che diventano più periferiche, più facile per imboscarsi per i eventuali spacciatori, eventuali, feccia che popola le città e popola le città tutte. Sul tema bosco a Tradate sono stati fatti diversi ragionamenti. Uno è stato il progetto che è stato fatto con il Ministero dell'Interno, avendo i cacciatori di Calabria all'interno del bosco, grazie alla Lega, che è stata una tematica che come Lega abbiamo portato avanti. Ci siamo battuti, abbiamo organizzato diversi tavoli della sicurezza, presso il comune di Tradate, perché crediamo fortemente che Tradate possa e debba essere capofila all'interno di questo tipo di problematiche, perché è un comune molto grande, è un comune che ha una storia politica molto forte, ha dei riscontri, quelli che ha detto anche Mario, abbiamo attualmente un parlamentare, abbiamo la capacità di mettere sul territorio le forze politiche per chiedere
e ottenere delle risposte che possano essere intervento dei cacciatori. L'altro tema che secondo me è molto importante e che mi aggancio a quello che dicevi tu, che questo tipo di feccia si allontana dal bosco rendendo il bosco vissuto e vivibile, facendo degli eventi, portando la gente comune all'interno del bosco, si ha la possibilità di creare, passatemi il termine, confusione, creare del movimento che a questa feccia non piace, perché vogliono stare per i fatti loro. Avere la gente che viene a raccogliere le castagne è un grandissimo deterrente, perché se c'è una persona la allontani facendogli vedere una mezza lama. Se le persone son 100 è difficile farle scappar tutte e sei lì a disturbare anche chi viene a comprare, perché alla fine il mercato della morte con la droga e tutto quello che ci gira intorno funziona perché c'è gente che viene a comprare. Nel momento in cui la gente ha un deterrente a venire a comprare perché c'è molto movimento, allora non c'è più chi compra e chi vende, se vuole continuare a vendere, vada via dal nostro territorio. E poi soprattutto rendi il bosco, perché lo vedo soprattutto quando è autunno con le castagne, vedo bambini, vedo famiglie che vengono lì, mangeranno anche il panino, Presumo anche delle però scolaresche, almeno credo. Sì, sì, assolutamente. Attenzione però perché il tema della sicurezza è un tema che vale ovviamente, al di là del bosco, cioè è un tema che ci ritroviamo vabbè, in centro a certo. Milano, quindi, no, dica. Siamo a 1 minuto, hai ancora pochi secondi perché poi abbiamo la pausa. Ah, no, sto dice per 1 ora. È già passato mezz'ora, guarda. Ho detto 2 cose. Vedi? No, Vedi? vabbè, quindi un tema assolutamente a 360 gradi su tutto il territorio, cioè il bosco se vuoi è il rifugio ultimo, ma Eh beh, poi certo. cioè in realtà ti ritrovi fuori alla stazione, nel Sì. sottopasso, nell'altro Facciamo così, sottopasso, andiamo in pausa un attimo e poi dopo vai, parliamo prova. della stazione, di tutte le problematiche che girano alla stazione, sia di Tradate sia di Abbiate. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. No, I know that I can make you stay, but where's your heart? But where's your heart? But where's your... And I know there's nothing I can say to change that part, to change that part, to change. So many bright lights to cast a shadow, but can I speak? Well, is it hard understanding I'm incomplete? A life that's so demanding, I get so weak. A love that's so demanding, I can't speak. I am not afraid to keep on living. I am not afraid to walk this world alone. If you stay, I'll be forgiven. Nothing you can say can stop me going home. Can you say? Entrati, Stefania, buon pomeriggio ancora a tutti i nostri radioascoltatori e abbiamo una telefonata in linea, la telefonata Stefano Candiani. Ecco. Ciao Stefano! Eccoci qua, buona giornata e buona libertà a tutti. Buona giornata. Sempre gentile, sei stato di parola come sempre, perché anche a Pontida tu ci vieni sempre a trovare al nostro gazebo. Poi dopo ti voglio porre una domandina un po' particolare. Hai usato i cerotti quelli con lo stemma Radio Libertà? Certo, Oh! no, per la verità glieli ho fatti vedere quando hanno fatto il casino durante il periodo della riforma della giustizia. Diciamo che qualcuno gli doveva dare anche il Malox.
Ah, dopo vabbè, alla fine no, capiamo ero che siamo curioso, molto ero curioso. sono accidiosi. Non ci siamo più sentiti, volevo sapere se erano stati utilizzati. Comunque bene, sempre bene. Guarda, c'ho qua lo storico, quello che tu mi hai detto, si è messo a ridere. Mario Clerici, il vecchio suonato. il vecchio suonato, cioè in dialetto si dice in Rebambì. milanese Rebambì, cioè, però evitiamo perché magari alcuni non lo conoscono. E poi qua c'ho il giovane, il segretario Fabio. Ciao Stefano. Ciao Fabio, eccoci, Fabio Marchiori, segretario cittadino della Lega di Tradate. Sì, stavamo parlando appunto di Tradate, delle origini storiche, dei boschi, di tutte queste cose qua. Cosa ci puoi dire di più? Ma sai, bisognerebbe spendere una puntata intera perché, scherzi a parte, tutta la nostra terra è una terra molto rigogliosa di storia con radici profonde. Il problema è che a volte, spesso e volentieri, ce lo siamo dimenticato e quindi bisogna recuperare questi aspetti di storia, ad esempio a partire anche dal periodo tardo medievale, anzi alto medievale, fino ad arrivare anche a delle presenze romane addirittura, perché se si vede la cosiddetta centuriazione, ovvero la divisione, la suddivisione catastale del territorio, si ritrovano ancora oggi delle misure che corrispondono a quelle del piede romano, quindi partiamo da veramente tantissimi anni fa. Non ti sento più, ho sentito... Pronto? Perché ecco, dicevo, sono radici che affondano nella storia più profonda, quindi tantissimi anni fa. Insomma, la storia è sempre storia, la storia è le origini di tutti noi, le origini del paese, le origini di una comunità ed è tanto e avere anche documenti che parlano di questo è sempre un bene per le future generazioni che arriveranno, così Ma almeno... bisogna insistere perché a scuola queste cose, io mi ricordo quando ero sindaco, una volta mi arrabbiai perché vennero le scuole medie a chiedere i soldi al comune per andare a fare una gita e gli chiesi dove portavano i ragazzi. Insomma, li portavano a Milano, li portavano a Como e non conoscevano il Seprio, Castel vicino a Tradate e tutto il territorio nostro, proprio per ignoranza degli stessi insegnanti. Quindi è un discorso che va assolutamente percorso, su cui non avremo mai speso abbastanza energie, quello dello studio e del radicamento sul territorio. Avremo dei buoni cittadini nel futuro solo se saranno radicati sul territorio, altrimenti rischiano di essere un po' come delle foglie al vento, insomma, risposta a seconda. Sì, dove tira il vento uno va, cioè né più né meno. Altre cose, Salto Tradate Roma, come si sta? No, in questo momento abbiamo tra l'altro un momento abbastanza complicato perché domani si approva il documento di finanza, in programmazione di finanza, il vecchio documento di economia e finanza, il vecchio DEF. E quindi oggi si sta scrivendo la risoluzione. Tecnicamente come funziona? Il Parlamento, in questo caso la maggioranza, noi stiamo facendo la nostra parte, sta scrivendo il documento che poi sarà approvato domani, che dà le linee, gli indirizzi al governo, se fare nuovo debito, se andare in Europa, cosa che su cui noi insistiamo, pretendere battere i pugni perché le regole ci stanno strozzando. Questo sarà ovviamente l'oggetto del dibattito di domani, su cui si sta lavorando in queste ore, e dopodiché ci sarà ovviamente l'indirizzo che il governo dovrà seguire nei rapporti con l'Unione Europea e con la legge di bilancio. Insomma, già è stato fatto il decreto sicurezza, tanta roba, cioè adesso è stato portato... Sì, è che noi, sai qual è il problema? È che stiamo vivendo in una stagione dove gli elementi esterni sono terribili, perché la guerra ce la siamo dimenticata, la guerra in Ucraina ci sta dissanguando, la guerra in Iran ci sta dissanguando dall'altra parte. Cioè sono tutte cose che non partecipano a creare le condizioni giuste anche per fare le riforme e per portare avanti il nostro beneamato federalismo piuttosto che alcune altre riforme importanti del paese. Io sono ben convinto che se non ci fosse stata la guerra in Iran, con tutta quell'esplosione di costi e anche l'antipatia che ha creato nella gente, probabilmente la riforma della giustizia sarebbe stata approvata con referendum. Insomma, però i passettini si fanno sempre, cioè, assolutamente, noi la nostra parte la facciamo. Perché la Lega l'ha detto nel suo programma quando è andato al governo e di conseguenza tante cose
li sta facendo alla grande, cioè non è che si batte e via dicendo, però le cose le porta avanti perché la Lega è Lega, punto. C'ho qua il tuo segretario che vuole dirti qualcosa. Così Fa il timido come me, dai. al di No, là infatti del non è timido, finto timido. al di là di fare il timido, volevo coinvolgerti in quello che parlavamo poco fa di Tradate e di come Tradate è in grado di rendersi capofila della tematica sicurezza sul territorio non solo di Tradate nel tradatese, e lo chiedo a te non tanto per il tuo ruolo che oggi porti a Roma, quanto per dare un accenno di quella che è la storia della Lega sul territorio, della tua esperienza da sindaco di Tradate. Ma innanzitutto ecco un argomento importante questo, l'amministrazione, cioè per la Lega l'amministrazione è sempre stato il tassello fondamentale per la politica. E questo perché? Perché ovviamente attraverso l'azione che fanno i sindaci, l'azione che si fa sul territorio, si dà alla gente la concretezza di che cosa vuol dire avere la Lega al governo piuttosto che avere la Lega in opposizione. In questo caso interpretandolo in maniera compiuta, un comune, un sindaco, come lo è stato quando lo ero io, piuttosto che quando erano fino a preceduto e che è venuto dopo della Lega, ecco, si attiva sempre facendo un po' il punto di riferimento sul territorio e dando poi anche gli input a livello superiore, a livello in questo caso nazionale, quando c'è da fare le leggi come il decreto sicurezza, che è infarcito di sollecitazioni che abbiamo raccolto dai nostri sindaci dal territorio. Questo perché? Perché il sindaco è il riferimento principale che ha la gente. Ovviamente dare gli strumenti al sindaco significa rendere possibile anche un livello di sicurezza non solo materiale con le statistiche ma anche percepito. E poi investimenti, è chiaro che se si investe come stiamo facendo nel nostro caso da anni, nel caso specifico con la struttura della nuova caserma dei carabinieri che prenderò via quest'autunno, un investimento grosso di quasi più di 7 milioni di euro per fare un investimento che serve ad avere gli uomini e quindi ad avere una sicurezza non solo per la città ma anche per il territorio. Si dà un messaggio chiaro. Questa è la formula che ci ha reso protagonisti per quanto riguarda non solo la sicurezza ma anche altre tematiche, partendo sempre dalla collaborazione tra le istituzioni ma badando bene che al centro ci deve essere il cittadino, ci deve essere la comunità locale e in questo caso il sindaco e l'amministrazione. Sì, dici cose giuste, giustissime, cioè per amministrare sono tutti capaci, tra virgolette, poi bisogna vedere i frutti alla fine, cioè tu hai portato dei ragionamenti, delle cose che sono valide e la Lega le dice sempre, non è che la Lega nasce oggi e non dice mai niente, dice tante cose. Infatti, cioè, qua Clerici la Lega, ti deve no, porre. la Lega le dice sempre, altre forze politiche no. Quindi, no. Cioè, al di là di quelle che possono essere il buono e il meno buono che ognuno di noi, però questa è una discriminante forte. Non è vero che sono tutti uguali. No. Questo è il tema vero. Cioè, c'è chi comunque mette al centro la comunità, mette al centro il cittadino e chi comunque mette al centro altre. Certo. Gay Pride sì, vabbè, ok, però la Lega l'ha sempre dette queste cose qua e le porta avanti benissimo. Radio bisogna dirlo con estrema franchezza, se vuoi queste cose. Certo. Mi permetto. Infatti, anche perché comunque siamo sempre sotto i gazebo, cioè ultimamente purtroppo si è perso un po' come si può dire, il ritmo del gazebo proprio per questo lockdown che ha comunque chiuso in casa le persone e purtroppo c'è questo strascico di, come si può dire, di apatia. Infatti, però comunque la Lega nasce sotto il gazebo a disposizione delle persone con i nostri onorevoli senatori. Noi ad esempio abbiamo il senatore Garavaglia Massimo che comunque insieme a Fabrizio Cecchetti spesso vengono a trovarci quando ci mettiamo a disposizione della gente. Su questo ti posso dare anche un'altra sollecitazione. Sì. Io proprio nei giorni scorsi mi sono reso disponibile alla candidatura sindaco in un piccolo comune che è Macugnaga,
Tanto siamo a 1400 metri e con 500 abitanti. Diciamo che un altro magari parlamentare non della Lega ci avrebbe pensato 2 volte a mettersi a fare l'amministratore in un comune così piccolo e con tante difficoltà. Infatti Stefano, io Però, volevo chiederti cosa ti ha spinto a metterti a disposizione di una piccola comunità. Cioè, ma innanzitutto il fatto che li conosco, e l'altra questione è che ho chiesto anche a loro di fare un po' di gioco di squadra, quindi di mettere da parte le divisioni che ci sono sempre anche in qualsiasi paese, soprattutto quelli piccoli, e se ci fossero state queste condizioni avrei potuto dargli una mano e gli avrei dato volentieri. L'hanno fatto e questo è uno stimolo importante. Poi in un comune così piccolo c'è anche delle necessità urgenti sia in termini di dissesto idrogeologico sia in termini di investimenti da fare. Ecco, non ci si può tirare indietro quando una comunità ti chiede una mano e gliela devi dare. Questo è lo spirito che ci anima. È lo spirito della Lega, io lo dico sempre, la Lega è sul territorio, la Lega è sotto i gazebi, la Lega è la voce dei vari militanti che poi lo trasportano a persone che sono in Parlamento come te o sono in provincia o sono sindaci e via dicendo. La Lega per me è questo, cioè io capisco solo Lega, tra virgolette, perché come diceva prima Mario, sì, altre forze politiche... Altre forze è caduto, lo Stefano, mi sono dimenticato di salutarlo. Altre forze politiche parlano, ma poi, e quindi ma poi insomma. ci vogliono insegnare Sì, come si fa il gazebo. Ma io dico questo, di gazebo ne ho fatti tantissimi, ci mancherebbe, però il gazebo non è stare sotto, il gazebo è vedere le persone, sentire che cosa non vogliono, né più né meno. Abbiamo una telefonata in collegamento. Pronto? Sì, buonasera a tutti. Lisetta. Ciao Lisetta, ciao, come stai Lisetta? Io ho chiamato per la criminalità e le forze dell'ordine indifese, anche questo c'è da aggiungere a quello che dite voi. Sì. Cioè io desidero esternare con rabbia nei confronti dell'esecutivo, non prendetela su quello che dico, al quale sperando che possano intervenire sulla sicurezza dei cittadini, varando, dico io, un unico decreto per debellare il Far West, perché io lo chiamo il Far West, vigente nel nostro paese. Allora, i cittadini con le loro famiglie, secondo me, sono stanchi di subire la prepotenza di tanti criminali in circolazione, sprovvisti di una qualsiasi identità. Le forze dell'ordine svolgono le loro mansioni con senso del dovere e responsabilità, ma per contro non sono difese dalle istituzioni, mandandole a contatto di manifestanti violenti e senza scrupoli, con mezzi inadeguati, dico io, e scarsa possibilità di difendersi. I giudici sovente assolvono il criminale, viceversa sanzionano il poliziotto o il cittadino. In occasione delle prossime elezioni politiche, io dico, inizierà la campagna elettorale tra poco. Suggerisco ai rappresentanti di ciascun partito di promettere poco e rispettare poi le promesse con i fatti. Tutto qua, non prendetela ragazzi, io oggi vi ho dato questo... Ma no, ma Lisetta, ma nessuno se la prende, nessuno se la prende, anzi quello che tu hai detto è molto interessante, è un dibattito che possiamo fare via dicendo, però su certe cose c'è stato un referendum dove però lo purtroppo... devi leggere al contrario. Il referendum è andato come è andato. A me pare che adesso, io poi ne capisco, però mi pare che in questo decreto sicurezza che hanno appena approvato, nonostante il referendum, abbiano dato come governo dei segnali precisi. Spero, me lo auguro, facciamoci il segno della croce. E comunque il tema vero è che da ogni situazione che non è andata per ragioni che Candiani ha centrato il ragionamento, Sì. inutile che ci nascondiamo dietro un dito, cioè il comportamento internazionale, questa guerra in Iran, io non so voi al bar la mattina con le persone che avete lì che cosa dicono, ma non l'ha capito proprio nessuno. No. E quando c'è stato da scegliere se schierarsi da una parte o dall'altra, forse chi stava da questa parte ha detto ma sì, ma cosa vado a fare? Resto a casa. Chi stava dall'altra invece ovviamente difende il sistema a spada tratta. Poi potremmo dire di tutto, potremmo fare 1000 valutazioni, però la telefonata ci deve spingere a ripensare, a riragionare, a non arrendersi, a continuare a perseguire queste dinamiche qua, giorno per giorno, piccoli passi, piccole iniziative, la riscoperta del territorio da un lato, presenza sul territorio dall'altro,
continuare a non arrendersi. La parola d'ordine è sempre quella, Beh, tenere certo, duro e ripartire ogni volta, cioè perché rialzarsi ogni volta che si cade, se certo, vuoi mettila in questo. sì, e non volare troppo in alto perché dopo cadi e ti fai male, cioè, però il discorso è soprattutto non arrendersi mai, portare avanti queste situazioni, e ti dico, la Lega lo sta facendo, lo porta avanti questo. E niente, stavamo parlando prima delle stazioni di Abbiate, la stazione di Tradate, la criminalità che diceva appunto Fabio. Sul... Mi sembra che sia abbastanza No, tranquillo ultimamente, no? È sempre, non è tanto Abbiate Tradate quanto in generale le stazioni che diventano ricettacolo per varie ragioni. Fabio, piuttosto che cioè Sì, probabilmente il tema della criminalità nelle stazioni è un'altra faccia della medaglia di quello che dicevamo prima sui boschi, nel senso che nel caso di Tradate, in una zona fortemente boschiva, ma me ne vengono in mente tante altre, come può essere il Parco dell'Alto Milanese, che attraggono determinati tipi di malcommercio, di attività. Laddove non esistono degli sfoghi del genere, spesso si ricade nelle stazioni. Ci sono ma la stessa Milano, basta pensare a Stazione Centrale di Milano, che è ricettacolo di Sì, è diventato il dormitorio, i tunnel sono pieni di persone che dormono, fanno i bisogni lì. La conosco la situazione della stazione centrale. Sì, abbiamo una telefonata in linea, Stefania. Buongiorno. Buongiorno a lei, Io signora. abito a Tradate, volevo parlare con qualcuno di Tradate. Ho sentito adesso che Candiani ha dovuto lasciare la chiamata. Sì, diciamo. Candiani. Io sono Mariella, la mamma di Davide, e abito proprio a Tradate, e voglio dire sempre Lega, forza Lega, perché la Lega, se avesse avuto cioè un po' di più di voti, avremmo tenuto già l'autonomia e tante cose importanti che la Lega decide, ma purtroppo la gente che non ascolta non è cioè preparata per affrontare. Alcuni dicono ma sono tutti uguali. No, non è vero, non siamo tutti uguali. Io dico solo viva la Lega, solo la Lega. Arrivederla e grazie. Grazie mille signora, buon pomeriggio. Io volevo chiedere una cosa, abbiamo parlato di volare, abbiamo parlato di Aermacchi, io ho letto una frase probabilmente sul tuo social, su Facebook, fare volare alta la città di Tradate nel 2021. Volevo chiederti, Fabio, cosa fate per esaltare queste aziende che hanno dato, stanno dando lustro, adesso insomma han dato qualcosa alla città, la città cosa ha dato a loro? È sicuramente un bellissimo tema. La frase confermo che arriva dalla pagina Instagram dei giovani leghisti di Tradate, in cui durante il periodo Covid si era scelto di cercare un modo per mostrarci, ed era nata un'immagine con un aereo che nasce dal disegno fatto da un bambino, con tutta una storia molto bella, e anche per chi l'ha vissuta molto toccante. Per ritornare a quello che è il tema delle aziende, del tessuto, porto come esempio la Frera. La Frera, che prima in apertura citava Marco, è stata la prima azienda grossa che ha aperto sul territorio di Tradate nel 1905. Oggi l'azienda, i capannoni aziendali sono stati trasformati
in quella che è la biblioteca civica di Tradate, mantenendo lo stile Liberty che all'inizio del Novecento era stato dato, e grazie alla lungimiranza della Lega, perché quello, come tante altre azioni che sono state fatte sul territorio per valorizzare ciò che c'era, e oggi con il nome Frera portiamo avanti la biblioteca, il museo della motocicletta Frera, in cui abbiamo una delle più grandi raccolte di motociclette Frera a livello mondiale, e abbiamo dei visitatori che arrivano addirittura dall'Australia per venire a scoprirle, in quanto sono state moto che per via delle guerre sono state esportate. Abbiamo un motoclub che si occupa di mantenere viva la storicità del marchio, e dopodiché è stato inserito nel tessuto sociale e in centro a 2 passi dal comune. Un altro esempio è la Saporiti. Sono stati fatti dei parchi intitolati all'azienda Saporiti di Tradate, dove sorgeva l'azienda. C'è stata un'opera di riqualificazione, sono stati costruiti dei condomini, e al centro c'è il parco Saporiti. Quindi c'è un forte attaccamento a quella che è stata la storia e a quello che è stato il tessuto sociale che ha permesso a Tradate di essere Tradate, che poi dopo si riporta e si dà alla memoria. È importante tramandare la memoria ai ragazzi. Infatti, a me piace tantissimo lo stile Liberty, riqualificare comunque aree dismesse che potrebbero essere comunque anche luogo, poi, come abbiamo detto benissimo, di insicurezza sociale, dare nuova vita, secondo me, non lascia, cioè non fa buttare quello che è stata la storia di un paese, le tradizioni, piuttosto che la memoria proprio dei nostri predecessori, diciamo così. Anche quel parco lì è bellissimo, io ogni tanto ci passo, è pieno di bambini, ogni tanto fanno anche degli eventi dentro in questo parco, e ci son lì tanti bambini che giocano tranquilli senza nessun problema, e nient'altro. Poi ci sono anche eventi tipo, penso fra un po' le ciliegie, che fanno le ciliegie, poi c'erano le castagne, poi c'erano un sacco di cose No, fanno se come se comune. se vuoi ti aggiungo che l'immagine è quella di un borgo abbastanza diffuso, fatto sostanzialmente di palazzine di 3 piani, e soprattutto però di ville singole, bifamiliari, trifamiliari, quindi un luogo estremamente vivibile e apprezzabile dal punto di vista estetico. Il centro stesso, se vuoi, alla fine è stato oggetto di riqualificazione Sì. con la nuova piazza, che insomma è proprio bella. Cioè io me Lasciamelo dire di parte, ma anche no, nel senso che è proprio bella, cioè, è un bel luogo. Io questo lo dico, se vuoi, più ai tradatesi, la nostra è veramente una bella città, cioè giusto toccare il punto, far presente le cose che non vanno, ci mancherebbe altro, lavoro quotidiano, però ragazzi bisogna essere orgogliosi. Ma lo dico ai tradatesi piuttosto che a quelli di Castiglione, piuttosto che di qualsiasi, cioè cerchiamo anche di ritrovare l'orgoglio dell'appartenenza alla propria città certo. e di capire come fare per migliorarla, metterci un Cioè po' di gioco. io ti dico una cosa di Tradate, io, da piccolo, perché Tradate passavi per andare al Bizzarrone, tanto per dire, mi ricordavo questo vialone alberato e tieni presente, a Tradate ho lavorato nell'ospedale e facevo l'altra strada e dico: "Ma dove son finite le piante? Dove son finite?" E non passavo mai. Quando son passato la prima volta ho detto: "Orco cane, che bello, tutto il vialone." E poi, anche le piante prendono colore a secondo della stagione, e tu pian piano arrivi nella piazza del comune che adesso è stata rifatta, sistemata bene e tutto, e dici: "Cavolo, ma dove sono qua?" Cioè non è una Invece città. a me l'idea che ha dato è di una linearità, cioè una continuazione del passato verso il futuro, tenendo lo stesso stile, lo stesso probabilmente, modo di vivere di quello che è stato nel L'ultima passato. cosa che dico in merito a quanto tu hai appena detto, il futuro ce l'hai nel cielo, perché ogni tanto senti bam e passano i MiG, no, i MiG no, i Tornado e tutti questi, perché sono lì. Siamo arrivati alla fine, Stefania.
Vedi Mario, anche pensavi oggi. un'ora che cosa devo dire di qua e di là, invece guarda, è volata via. Io vi ringrazio, ti ringrazio te Fabio come segretario della Lega di Tradate, te Mario, scusami, ti dico sempre la parola, lo storico, e l'ha confermato Stefano, e poi a te Stefania, grazie mille. Grazie a voi, grazie della compagnia, grazie a Stefano Candiani e speriamo E di anche le riavervi. signore che ci hanno chiamato, che hanno fatto Certo. soprattutto una di Tradate, pubblicità al paese, che non serve pubblicità. Vi dico, andate. Grazie e a mercoledì prossimo. Certo. Ciao Ciao Natalia, Natalia. grazie. Grazie mille. Grazie. Avete ascoltato